Gli alberi mi piacciono perché mi fanno stare tranquillo, mi piacciono anche perché d'autunno si colorano di giallo, di rosso, di arancione e ci fanno vivere in tranquillità. Un parco della solidarietà che cresce, si rinnova e si ripopola. A Marano Vicentino, dalla collaborazione con Legambiente e con BCC Verona e Vicenza, si sviluppano i semi di una nuova sensibilità ambientale che coinvolge le istituzioni, le famiglie, i bambini. Oggi a Marano per piantare degli alberi, perché la riforestazione urbana del territorio è importante, in particolare in pianura padana. In Veneto siamo convinti che per contrastare non solo la crisi climatica ma anche l'inquinamento atmosferico dobbiamo pensare di forestare maggiormente le nostre città. Oggi a Marano lo facciamo con piante giovani, nuove, come insegnano i forestali, quindi piante che potranno adattarsi al territorio, di cui dovremo prenderci cura, e iniziamo a farlo oggi con i cittadini, con le scuole, i bambini che ci daranno una mano a completare la piantumazione di questo parco. Questa iniziativa è nata nella collaborazione della Banca di Verona e Vicenza con Legambiente e il Comune di Marano Vicentino, al fine di far sì che la popolazione, le scuole in modo particolare, siano sempre sensibili a quello che è il problema ambientale. La banca ritiene la sostenibilità ambientale fondamentale perché si colloca nella condizione del progetto dell'ESG, cioè salvaguardare l'ambiente, salvaguardare la governance e salvaguardare il sociale, e quindi le risorse vanno consumate nella proporzione in cui noi siamo in grado di poi rinnovarle. Oggi a Marano Vicentino mettiamo a dimora circa 200 piante. Tutte le piante selezionate sono specie autoctone. Per fare un paio di esempi sono frassini, sono farnie, ma anche arbusti, non solo alberi. Una delle cose belle di questo progetto è che le piante che mettiamo a dimora cresceranno assieme ai bambini. Marano Vicentino crede in questo progetto perché gli alberi sono da considerarsi cittadini a tutti gli effetti della nostra comunità, ed è importante pensare alla popolazione arborea appunto di Marano per tantissimi motivi e prenderci cura appunto della popolazione arborea del comune, perché sono un elemento assolutamente indispensabile del paesaggio, e vogliamo cercare di considerare sempre un bilancio annuale, non solo il bilancio economico del comune ma anche un bilancio in termini di popolazione arborea, cioè stare attenti a non andare in deficit in questo bilancio, perché gli alberi sono importantissimi per la mitigazione ambientale, per un fatto ecologico, per la CO2, per creare anche spazi più vivibili, più fruibili dalla popolazione. All'interno dei nostri parchi e degli spazi pubblici vogliamo più alberi, e quindi accogliamo con favore questo progetto. Un progetto nazionale che dà modo al credito cooperativo di fare davvero qualcosa in prospettiva per l'ambiente, per la vivibilità del territorio, per i giovani, con la previsione di piantare 9 milioni di alberi in Italia e 500 milioni in Europa. Oltre a questo intervento di stamattina nel comune di Marano Vicentino, abbiamo fatto un altro intervento a Villa Bartolomea in comune di Verona simile a questo, ed è nelle previsioni della banca di fare ulteriori interventi anche per il futuro. C'è bisogno di continuare a tramandare questa volontà e voglia di prendersi cura del pianeta. Le piante sono un elemento essenziale, però c'è anche tutto il resto, quindi la raccolta dei rifiuti, i corretti atteggiamenti, il emettere in atmosfera meno possibile inquinanti e emissioni climalteranti, e partire dalla cura delle piante, del pianeta, degli alberi, pensiamo sia un elemento che dalle giovani generazioni fino a quelle attuali presenti debba coinvolgerci tutti.